Sono Paolo Legrenzi, professore emerito di psicologia dell'Università Ca' Foscari di Venezia, membro dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Abbiamo parlato brevemente della triade, fantasia, cioè invenzione di mondi possibili, creatività, invenzione di mondi possibili per uno scopo, cioè risolvere un problema nuovo che nessun altro aveva risolto, oppure che aveva risolto ma di cui noi non sapevamo la soluzione. E infine dei risultati della creatività nella innovazione della vita che ci circonda. Non dobbiamo pensare solo a cose tecnologicamente sofisticate come per esempio cellulare come questo, o un computer, o alla macchina che mi sta riprendendo. Possiamo pensare che, tra l'altro, pur essendo di uso comune, nessuno ha la minima idea spesso di chi utilizza questi prodotti, della sequenza di atti innovativi che li hanno resi possibili. Per esempio, la grande maggioranza delle persone non sa che Turing ha avuto una teoria, la macchina di Turing, non sa che Turing ha tradotto questa teoria nella costruzione del primo computer a Bletchley per decrittare i messaggi dei sommergibili tedeschi durante la seconda guerra mondiale. C'è un bellissimo film che mostra questo episodio. Non sa che poi un altro inglese ebbe l'idea della rete, uno che lavorava al CERN di Ginevra, e usa questi prodotti nella interfaccia che è stata costruita tenendo presente le regole dell'attenzione di cui ho già parlato, per avere servizi che sono resi possibili dall'innovazione tecnologica. Da quando esiste poi la rete, esistono moltissimi servizi per catturare le informazioni su questa rete. È proprio di questi giorni una polemica per una industria posseduta dai cinesi che usano molto i ragazzi americani per scaricare film e robe di loro interesse, e che l'amministrazione attuale americana non vuole che sia dei cinesi, ma che vuole che diventi americana se gli americani la usano. Però non ci sono state innovazioni solo volte al progresso tecnologico. Ci sono innovazioni anche nel campo dell'arte. Per esempio, all'interno di una collana in cui bisognava affiancare un libro sui vari modi, le varie immagini in cui era stata rappresentata nel Rinascimento la capacità di generare un Dio nella religione cristiana, scritto tra l'altro da un noto, famoso veneziano che è Massimo Cacciari, direttore della collana, mi venne chiesto di fare invece, uscendo contemporaneamente all'inizio della collana, 2 libri, un libro in cui la collana tra l'altro si chiamava Pensare per immagini, in cui un'immagine corrispondesse a un pensiero. E allora, in questa sequenza ideale, io ho scelto un'immagine di un famoso pittore, Jackson Pollock, di cui a Venezia ci sono molte opere nel Museo Guggenheim di arte contemporanea, a 3 minuti da dove io abito, e ho scelto in maniera simbolica il number 1A, cioè il numero 1A. E perché ho scelto questo artista e queste opere? Perché esse sono l'esempio di una innovazione creativa che fonde in maniera geniale fantasia, creatività e innovazione. Questo artista, che pur aveva avuto una storia precedente che io racconto in questo libro, a un certo punto ebbe l'idea di usare una tecnica che lui chiamò dripping, che venne chiamata anzi dal critico che lo lanciò dripping, che consisteva nello sgocciolare la pittura su un quadro. Cioè lui, invece di tenere il quadro su un cavalletto,
cioè fronte parallelo all'artista, lo appoggiava per terra, come aveva visto fare, sembra, da bambino, come facevano gli indiani Navajo, facevano immagini per terra, cosa che si può vedere anche a Venezia sulle pietre talvolta. E lui teneva il quadro per terra grande, camminava intorno e faceva sgocciolare diversi colori, non solo con pennelli, e poi talvolta anche altri materiali che formavano dei grumi che creavano un quadro dove questa operazione casuale, perché a differenza di un pittore, c'è un bellissimo film in cui Picasso viene visto attraverso un vetro e si vede come lui riesce a creare un quadro direzionando il pennello dove lui vuole. Qui c'era un margine di volontà e di scelta, perché era lui che spruzzava questi colori, ma c'era anche un margine di casualità, perché non poteva governare gli spruzzi, dato che camminava intorno al quadro. E questa procedura casuale, alla fine però, si traduce in opere che presentano una certa regolarità. E c'è questa tensione tra la regolarità del prodotto finale, del prodotto che è stato generato da questa innovazione tecnologica nel campo della creazione di quadri, il dripping, e la regolarità di questi quadri. È molto interessante perché i bambini, tecnica che spesso gli psicologi usano per vedere se il processo è elementare, i bambini in realtà anche loro, come Pollock, sanno quando un quadro fatto con questa tecnica gli è venuto bene e quando invece è un semplice scarabocchio, perché è evidente che questi non sono degli scarabocchi, ma hanno una loro armonia interna. E infatti il vicino di casa di Pollock che dava i titoli sui quadri, dava titoli come gli occhi, il calore, cioè in realtà hanno delle qualità che gli psicologi chiamano terziarie, cioè delle qualità simboliche, una foresta incantata, che corrisponde a una caratteristica finale che è, diciamo, lo spirito di questa opera d'arte che, pur essendo stata prodotta con una tecnica casuale, si è tradotta in qualcosa che ha un'anima e che sembra prodotto quindi da una regola. In questo libro io illustro la tensione tra l'incertezza dovuta al caso e la regolarità dovuta all'uso di questi meccanismi di cui siamo dotati, che sono la fantasia, la creatività e l'innovazione. Grazie.